Primo Samuele, capitolo 17, dal primo verso. A Dio sia la gloria. Così leggiamo. I Filistei misero insieme i loro eserciti per combattere. Si radunarono a Soco, che appartiene a Giuda, e si accamparono fra Soco e Azeca a Efes Dammin. Anche Saulo e gli uomini di Israele si radunarono, si accamparono nella valle dei Terebinti e si schierarono in battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano sul monte da una parte e Israele stava sul monte dall'altra parte. Fra loro c'era la valle. Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione, un guerriero di nome Goliat di Gat, alto 6 cubiti e un palmo. Aveva in testa un elmo di rame, era rivestito di una corazza a maglie, il cui peso era di 5.000 sicli di rame. Portava delle gambiere di rame e sospeso dietro le spalle un giavellotto di rame. L'asta della sua lancia era come un subbio di tessitore. La punta della lancia pesava 600 sicli di ferro e chi portava il suo scudo lo precedeva. Egli dunque si fermò e, rivolto alle schiere di Israele, gridò: «Perché uscite a schierarvi in battaglia? Non sono io il Filisteo e voi dei servi di Saulo? Scegliete uno fra voi e scenda contro di me. Se egli riuscirà a lottare con me e uccidermi, noi saremo vostri servi. Ma se io sarò vincitore e lo ucciderò, voi sarete nostri sudditi e ci servirete». Il Filisteo aggiunse: «Io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo». Quando Saulo e tutto Israele udirono le parole del Filisteo, rimasero sbigottiti e furono presi da grande paura. Ora Davide era figlio di quell'Efrateo di Betlemme di Giuda, di nome Isai, che aveva 8 figli e che al tempo di Saulo era vecchio, molto avanti negli anni. I 3 figli maggiori di Isai erano andati in guerra con Saulo e i 3 figli che erano andati in guerra si chiamavano Eliab, il primogenito, Abinadab il secondo e Samma il terzo. Davide era il più giovane e quando i 3 maggiori seguirono Saulo, Davide partì da Saulo e tornò a Betlemme a pascolare le pecore di suo padre. Il Filisteo si faceva avanti la mattina e la sera e si presentò così per 40 giorni. Ora Isai disse a Davide suo figlio: «Prendi per i tuoi fratelli quest'efa di grano arrostito e questi 10 pani e portali presto ai tuoi fratelli all'accampamento. Porta anche queste 10 forme di formaggio al capitano del loro migliaio. Vedi se i tuoi fratelli stanno bene e riportami una prova da parte loro». Saulo con loro e con tutti gli uomini di Israele sono nella valle dei Terebinti per combattere contro i Filistei. L'indomani Davide si alzò di buon mattino, lasciò le pecore e a un guardiano, prese il suo carico e partì come Isai gli aveva ordinato. E quando giunse al parco dei carri, l'esercito usciva per schierarsi in battaglia e alzava grida di guerra. Israeliti e Filistei si erano schierati, esercito contro esercito. Davide, lasciate le cose che portava al guardiano dei bagagli, corse alla linea di battaglia e appena vi giunse chiese ai suoi fratelli come stavano. Mentre parlava con loro, ecco avanzare dalle file dei Filistei quel campione, quel Filisteo di Gat, di nome Goliat, ripetendo le solite parole, e Davide le udì. E tutti gli uomini di Israele, alla vista di quell'uomo, fuggirono davanti a lui, presi da grande paura.
Gli uomini di Israele dicevano: avete visto quell'uomo che avanza? Egli avanza per coprire di disonore Israele. Se qualcuno lo uccide, il re lo farà grandemente ricco, gli darà la sua propria figlia ed esenterà la casa del padre di lui da ogni tributo in Israele. Davide, rivolgendosi a quelli che gli erano vicini, disse: che si farà a quell'uomo che ucciderà questo filisteo e toglierà la vergogna da Israele? E chi è dunque questo filisteo, questo incirconciso, che osa insultare le schiere dell'Iddio vivente? E la gente gli rispose con le stesse parole, dicendo: si farà questo e questo a colui che lo ucciderà. Eliab, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui e disse: perché sei sceso qua? E a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la cattiveria del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia. Davide rispose: che ho fatto ora? Non era che una semplice domanda. E costandosi da lui, si rivolse a un altro facendo la stessa domanda, e la gente gli diede la stessa risposta di prima. Ora le parole che Davide aveva detto, essendo state sentite, furono riportate a Saulo, che lo fece venire. E Davide disse a Saulo: nessuno si perda d'animo a causa di costui. Il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo. Saulo disse a Davide: tu non puoi andare a batterti con questo filisteo, poiché tu non sei che un ragazzo, ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza. E Davide rispose a Saulo: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre, e quando un leone o un orso veniva a portare via una pecora dal gregge, io gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda, e se quello mi si voltava contro, io lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e lo ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, e questo incirconciso filisteo sarà come uno di loro, perché ha coperto di vergogna le schiere dell'Iddio vivente. Poi Davide aggiunse: l'Eterno che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Allora Saulo disse a Davide: va, e l'Eterno sia con te. Saulo rivestì Davide della sua armatura, gli mise sul capo un elmo di rame e gli fece indossare una corazza. Poi Davide cinse la spada di Saulo sopra la sua armatura e cercò di camminare, perché non aveva ancora provato, ma disse a Saulo: io non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato, e se la tolse di dosso. E prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 5 pietre ben lisce, le pose nella sacchetta da pastore che gli serviva da bisaccia, e con la fionda in mano si diresse contro il filisteo. Anche il filisteo si fece avanti, avvicinandosi sempre di più a Davide, ed era preceduto dal suo scudiero. Quando il filisteo ebbe scrutato Davide, lo disprezzò, perché egli non era che un ragazzo biondo e di bell'aspetto. Il filisteo disse a Davide: sono un cane che tu vieni contro di me con il bastone? E il filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei. E il filisteo disse a Davide: vieni qua, così che io dia la tua carne agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. Allora Davide rispose al filisteo: tu vieni a me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, dell'Iddio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi l'Eterno ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei agli uccelli del cielo e alle bestie della terra, e tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele, e tutta questa moltitudine riconoscerà
che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno, ed egli vi darà nelle nostre mani. Quando il Filisteo si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse prontamente verso la linea di battaglia incontro al Filisteo. Mise la mano nella sacchetta, prese una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo nella fronte. La pietra gli si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Così Davide, con una fionda e con una pietra, vinse il Filisteo. Lo colpì e lo uccise senza avere una spada in mano. Poi Davide corse, si gettò sul Filisteo, gli prese la spada, la sguainò, lo uccise e gli tagliò la testa. E i Filistei, vedendo che il loro eroe era morto, si diedero alla fuga. E gli uomini di Israele e di Giuda si levarono alzando grida di guerra e inseguirono i Filistei fino all'ingresso di Gat e alle porte di Ekron. I Filistei, feriti a morte, caddero sulla via di Saraim fino a Gat e fino a Ekron. E i figli di Israele, dopo aver dato la caccia ai Filistei, tornarono e saccheggiarono il loro campo. E Davide prese la testa del Filisteo, la portò a Gerusalemme, ma ripose l'armatura di lui nella sua tenda. Quando Saul aveva visto Davide che andava contro il Filisteo, aveva chiesto ad Abner, capo dell'esercito: Abner, di chi è figlio questo ragazzo? Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. È una lunga lettura, ma è anche una bellissima storia. In un momento particolare dove Israele si trovava in guerra con i Filistei, in Israele c'era tanta paura. Eppure erano stati vittoriosi con tanti e tanti nemici, e altre volte avevano battuto anche i Filistei, ma in questo momento si trovano impauriti. Ma perché si trovano impauriti? Perché il loro re, Saul, aveva perso quella comunione con Dio che lo rendeva vittorioso. E questa sua perdita di comunione per degli errori che lui ha fatto, per degli errori che Saul aveva compiuto, ha influenzato tutto il popolo di Israele. Gloria al nome del Signore, perché in Israele non c'era più questa fiducia in Dio che ha fatto vincere tante battaglie ad Israele. Quando si perde l'unzione che viene da Dio, si perde ogni consapevolezza di forza spirituale e il nemico ha la meglio. E questa caratteristica era in tutto Israele, tranne in un giovane biondo e di bello aspetto, ce lo descrive qui Samuele. Questo giovane era stato unto da Dio e scelto da Dio, proprio perché Dio aveva visto che Saul si era allontanato dalle sue vie. E allora aveva rigettato, si era scelto un altro, aveva iniziato da questo giovane Davide, e sin dalla sua fanciullezza Davide ha potuto vedere che Dio era con lui. Abbiamo letto che pascolava e curava, era l'ultimo di 8 figli, figlio di Isai, e curava le pecore del padre. E spesse volte veniva attaccato perché il leone, l'orso, come abbiamo letto, volevano come cibo, no? Queste pecore, ma questo giovane
già dalla sua fanciullezza ha potuto sperimentare quella forza e quella capacità di affidarsi a Dio che ci deve contraddistinguere a noi oggi come credenti. Amen. Amen. Dobbiamo avere consapevolezza che Dio è con noi. Se noi lo amiamo con tutto il nostro cuore. Amen. Dobbiamo avere consapevolezza che quando lo cerchiamo, Lui si lascia trovare. Amen. E Davide ha potuto sperimentare che Dio gli ha dato una capacità straordinaria nell'affrontare il leone, un coraggio straordinario nell'affrontare il leone e l'orso, e ha liberato le pecore del padre da questi animali feroci. Gloria al nome del Signore. E in tutto Israele non c'era nessuno capace di farsi avanti per affrontare questo campione dei Filistei. Gloria al nome del Signore. Ma si fa avanti lui, Davide. Abbiamo letto come dopo 40 giorni di minacce e di inviti, finalmente Davide si fa avanti, spinto anche da una certa, possiamo definire, gelosia per il popolo di Dio. Quando dice: ma chi è questo? Nonostante sia grande, grosso, forte, ma chi è questo che offende l'esercito di Dio, il popolo di Dio? Ma chi è questo? Gloria al nome del Signore. Ed ecco che si fa avanti, tutti si meravigliano, persino i fratelli lo scoraggiano, no? Tu sei qui perché sei malvagio, chissà cosa vuoi fare. Che ho fatto? Sono qui, mi ha mandato papà per vedere come stavate voi. Che ho fatto? Ma lui continua ad avere quel coraggio che nessuno aveva e si fa avanti. Lo convoca Saul. Oh mio re, non ti preoccupare, io affronterò per te questo campione. Ma tu sei un ragazzo, sei giovane, come potrai affrontarlo? E gli racconta le esperienze vissute da fanciullo, quando Dio lo ha aiutato sconfiggendo il leone e l'orso. Gloria a Dio, io andrò e sconfiggerò quel campione. Gloria al nome del Signore. Quando si ha la forza di Dio, quando si ha consapevolezza, quando si ha comunione con Dio, possiamo affrontare il nemico più forte. Amen. E possiamo dire al nemico delle anime nostre: tu non avrai la meglio su di me, perché io servo Dio. Amen. Ma questa consapevolezza deve essere una forza interiore che deriva dalla coerenza. Amen. Sì, è vero, io servo Dio, faccio tutto ciò che posso, lo amo con tutto il mio cuore, cioè non faccio finta, non sono uno formale, non inganno quelli che mi vedono, non sono un ipocrita, ma nel mio piccolo, con tutti i miei difetti, io amo il Signore. Questa deve essere la nostra forza. Amen. Con quello che sono, con quello che posso fare, io so che Dio mi darà il suo aiuto. Amen. Perché? Perché l'esito della battaglia non dipende da noi, né dalle nostre forze, né dalle nostre possibilità, ma dipende da Dio. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Quando si ha comunione con Dio, quando si ha la presenza dello Spirito Santo, si sente forti, ci si sente forti. Alleluia. E il Signore ci dà, oltre a una forza spirituale, anche una saggezza. Dice: da come vedi questa saggezza? Dal fatto che intanto va alla presenza di Saulo, e Saulo, quando gli dà la sua armatura, prova questa armatura e subito decide di togliersi questa armatura.
perché comprende che quell'armatura non era adatta a lui. Per andare in battaglia, spiritualmente parlando, non dobbiamo indossare le armature degli altri, ma dobbiamo andare a combattere con quello che noi siamo. Amen, alleluia. Amen. Spesso guardiamo agli altri e desideriamo le cose degli altri, no? Spesso i pastori guardano gli altri pastori, oh come predica bene quello, vorrei essere come lui, no? No, non puoi essere come lui. Tu devi essere come te stesso. Amen. Io sono me stesso, ma so che le parole che posso dire, che dico, se sono da parte del Signore, io prego che siano da parte del Signore, faranno comunque l'effetto. Amen. Per cui Dio ha mandato quelle parole che riesco a dire. Amen. Gloria al nome del Signore. Non possiamo andare con le armi degli altri, dobbiamo andare con le nostre armi. E quali erano le armi di Davide? Una fionda. Una fionda. La saggezza cosa lo porta a fare? Va nel torrente e si sceglie fra tutte le pietre 5 pietre ben levicate. E qualcuno mi dirà, ma perché 5 non una? Era uno. Qualcuno dice che questo gigante, Goliat, aveva altri 4 fratelli. E probabilmente come saggezza, no? Il Signore l'avrà guidato nel prendersi anche altre pietre, una per ogni gigante. O un'altra ipotesi potrebbe essere quella che magari dice, se alla prima non riesco, avrò altre 4 possibilità, no? Comunque sia, è andato al torrente, ha scelto queste 5 pietre e senza paura e con coraggio è andato davanti a un nemico enorme per altezza, per proporzioni, ad affrontarlo senza paura, perché sapeva che Dio era con lui. Amen. Alleluia, gloria al nome del Signore. Io come credente so che non posso avere paura. Amen. Se io credo, non posso avere paura. Amen? Ma se non riuscissi proprio ad essere, come dire, come il Signore mi vuole, in una circostanza difficile, cioè senza paura, no? Con coraggio, io so che pur nella mia debolezza, quando griderò aiuto al mio Signore, al nostro Dio, amen, io so che il Signore stenderà la sua mano e mi aiuterà. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Vedete, con una fionda semplice scaglia la pietra sulla fronte di questo gigante valoroso, forte, il più forte di tutti. Gloria al nome del Signore. E viene svergognato pubblicamente. Come? Un ragazzino mi mandate? Io volevo un uomo, un guerriero vostro, un ragazzino. Già lui sapeva e pensava di aver già vinto, no? E invece, vedete il Signore come glorifica il suo nome. Amen. Alleluia. A volte le circostanze più difficili, le circostanze più, come dire, più pericolose per noi sono quelle che vengono usate da Dio per dare gloria e onore al suo nome. Affinché noi possiamo rimanere meravigliati e dire, oh Signore, ma quanto sei potente, quanto sei meraviglioso, solo tu riesci a fare cose così grandi e cose così meravigliose. Un giovane, probabilmente un adolescente, l'età adolescenziale, no? Chiamandolo giovane, biondo, di bello aspetto, ma il bell'aspetto esteriore era cosa che può interessare poco. La vera bellezza di Davide stava nel suo intimo, era veramente bello davanti a Dio, perché tutta questa fiducia, questo coraggio,
non può avvenire così. Gloria al nome del Signore. Questa fiducia, questo coraggio, questa forza, questa saggezza può solo venire da Dio. Amen. E quando Davide è stato scelto ed è stato unto da Samuele, Dio lo ha consacrato ad essere quel re di cui oggi ancora Israele si vanta come nazione. Ancora oggi come simbolo nella bandiera di Israele c'è la stella di Davide. Il re Davide è un nome che dà vittoria e gli israeliti vanno orgogliosi di aver avuto il re Davide ancora oggi come re. Gloria al nome del Signore. Non era, come dire, poi è stato un uomo perfetto, ma la scrittura ci dice che aveva un cuore secondo quello di Dio. Questa impresa è stata solo una delle tante imprese che poi ha portato Davide ad essere stimato, ad essere considerato un grande combattente, un condottiero per tutto l'esercito. È rimasto lì, sappiamo la storia, in casa di Saulo, ha sposato una figlia di Saulo, poi è stato anche considerato un nemico di Saulo, è stato inseguito, Saulo voleva ucciderlo. Ma perché voleva ucciderlo Saulo? Perché quando si è allontanato da Dio ha dato spazio al male, ha cercato perfino una strega per domandare se poteva vincere o meno, perché Samuele si è rifiutato di invocare Dio per lui, e quest'uomo perché desiderava vincere per essere innalzato dal popolo era così preso che si rivolse persino ad una strega, al male, alla magia. Amen. Gloria al nome del Signore. Ed ecco così Dio lo ha rigettato e ha fatto una brutta fine, come sappiamo, è stato ucciso. Gloria al Signore. Chi si consacra a Dio, amen, fa cose grandi e meravigliose. Amen. Chi perde la consacrazione davanti a Dio si impaurisce, invece di vivere una vita vittoriosa e piena di vittorie, vivrà una vita piena di sconfitte e sicuramente non ci sarà la benedizione di Dio nella sua vita. Perché dico questo? Perché noi possiamo cercare l'unzione che viene da Dio. Amen. Amen. Vogliamo dire, Signore, ungimi Amen. col tuo Santo Spirito. Amen. La tua unzione scenda su di me per servirti, Signore, per fare imprese, per agire nel tuo nome, Signore, per predicare l'Evangelo, testimoniare della grazia di Dio. Ungimi, Signore. Alleluia, e sentirò la tua forza, la tua saggezza scendere su di me. Alleluia, e avrò coraggio di parlare a tutti che Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Ma se manca l'unzione, allora interviene la paura, prevale la paura, non si avrà il coraggio mai davanti alle persone di testimoniare e di dire: io sono un credente, io credo in Dio, amen, credo in Cristo Gesù e credo nello Spirito Santo. Amen. E allora la paura scenderà su di noi e non avremo il coraggio di abbattere i giganti. Gloria al nome del Signore. Ma Dio ci dia grazia di abbattere i giganti. Amen. Con la semplicità, amen, della predicazione del Vangelo. Alleluia, con la semplicità di quello che noi siamo, ma sicuramente solo nel nome dell'Iddio degli eserciti. Amen. Amen, che noi possiamo vedere i giganti cadere davanti a noi. Amen. E allora vogliamo insieme glorificare il Signore. Amen. Chissà quanti giganti abbiamo da combattere. Alleluia. Ma io so che nel nome di Gesù i giganti saranno abbattuti. Amen. Qual è il gigante della tua vita che vuoi abbattere? Forse una malattia,
Gloria al Signore. Forse è una stanchezza morale, fisica, spirituale, non lo so. C'è un gigante da battere, forse l'incredulità, forse non credi fino in fondo, ma nel nome di Gesù, questa mattina, se il tuo cuore è aperto alla sua dolce presenza, alleluia, quel gigante che ti dà paura sarà abbattuto e potrai invocare Dio in libertà, glorificarlo con gioia. Amen. E noi vogliamo fare questo ancora in questa mattina, glorificare il nostro Dio con gioia. Amen. Gloria al nome del Signore. Vogliamo chinare il nostro capo e vogliamo insieme pregare.